Abbiamo iniziato la nostra serata dedicando il tutto al cavallo tra anni fino 800, inizio 900, adesso ci spostiamo agli anni 30. Sì, perché negli anni 30 si ambienta questa, diciamo, immagine musicale che noi vedremo. Stavo per dire coreografia, ma adesso vi spiego, la prendo un po' larga. Allora, intanto basti una parola, tango, che da diverso tempo è diventata una mania, una passione che corre un po' sotto il sangue degli italiani e non solo. Abbiamo una scuola di tango argentino, si chiama Traspié, e questa scuola qui improvviserà, quindi non sarà una coreografia che hanno preparato, attenzione, loro seguiranno le note, ovviamente hanno provato, cioè, danzano da 10 anni, diciamo, seguiranno le note, seguiranno questo pensiero triste che balla, come lo chiamava José Luis Borges, e eseguiranno un pezzo che si chiama... Adesso per dire il titolo, diciamo anche che l'idea è nata proprio dalle prime tangherie da Rio della Plata, tra l'Uruguay e l'Argentina, dove così si faceva, non si ballavano delle coreografie, ma c'era l'improvvisazione. E il pezzo Vendrás alguna vez, che è di Daniela Placidi e Federico Pusetta. Applauditeli. Mentime si es que nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar tras de la muerte sabiendo la verdad. Bravi, perché ho sentito dei bravi, noi li abbiamo visti. C'è un signore che oltre a dire bravi ha fatto che vuol dire di più nell'inglese italiano prossemica, no? Vedi che bravi vuol dire. E allora aspetta, perché io voglio un applauso come Dio comanda per Daniela Placidi e Federico Pusetta. Bravissimi ragazzi, bravissimi. Beh, il tango in realtà nella tradizione italiana alla fine c'è, perché vogliamo ricordare che i primi grandi maestri, da D'Arienzo fino a Piazzolla, per dire, avevano nonni italiani, ricordiamolo. Rodriguez, quello che cantava questa, no, però voglio dire, ve la abboniamo. Grazie mille, il tango, che meraviglia, che meraviglia. Get at me for beats, yo.